Andrea Carrara, siamo tutti preoccupati perché qui ho letto l'altro giorno una statistica che adesso gli over 60 nel mondo sono 975 milioni, una cosa del genere, però entro 20 anni, 25 anni o 30 anni massimo, diventeremo quasi, perché ci sono anch'io in mezzo, oltre 3 miliardi. Quindi siccome poi fra l'altro la sanità in Veneto è al massimo dell'eccellenza, poi l'altro giorno è venuto fuori il nuovo programma, mi pare proprio 2 giorni fa, della regione, il nuovo programma dei posti letto, degli ospedali, quelli che sono da tenere, questo l'eccellenza, eccetera. Ci vuole un po' raccontare come si sta preparando il Veneto per questa sfida? Sì, buonasera. Allora, parlare in Veneto di una sanità che arranca in realtà non è propriamente corretto, come hai detto tu, Vincenzo, nel senso che abbiamo la fortuna di abitare in una regione dove la sanità è riconosciuta di eccellenza non solo in Italia, ma in particolare anche fuori in Europa e oltre confine continentale. E sì, purtroppo la natalità, come sappiamo, è in fortissimo calo e gli over 65, non dico che ci sarò anch'io tra 25 anni, ma sarò molto vicino, crescono, ma le statistiche raddoppiano già tra 10 anni, cioè circa adesso gli over 65 sono il 12-13%, si parla nel 2028 di superare il 33% in Italia. La Regione Veneto ovviamente sta seguendo bene e sta riuscendo a offrire un servizio già che sta al passo con le richieste. Ovvio che l'aumento dell'età media e quindi il calo della parte di cittadini che saranno invece lavoratori attivi metteranno in difficoltà un po' il sistema. Cos'è che cambia? Cambia sia l'invecchiamento, ma cambia la famiglia, dove fino a qualche anno fa le famiglie erano grossi centri, grossi nuclei, dove l'anziano era assistito a domicilio, era assistito dai familiari stessi, dove c'era sempre qualcuno che restava a casa e quindi non c'era bisogno di un'assistenza esterna. La famiglia adesso invece, un po' per necessità di lavoro, un po' per cambiamento proprio di numero, è una famiglia che è completamente a lavoro e che lascia l'anziano più involontariamente, io direi, nel senso che non credo esistano figli che lasciano volontariamente a casa l'anziano da solo, ma lascia l'anziano a casa e che via via a 65 anni probabilmente è assolutamente autonomo, però con l'avanzare dell'età l'età cresce perché ci curiamo, per fortuna, ma c'è bisogno di qualcosa in più, c'è bisogno di una regione presente adesso a livello assistenziale, ma che negli anni la cosa peggiorerà e quindi ci sarà bisogno di aumentare l'assistenza a 360 gradi, che va dalla semplice compagnia, perché ormai si vede che gli anziani attivi si curano meglio e, passatemi il termine, stanno meglio sia di salute ma anche come rapporto col mondo esterno. L'anziano che si chiude dentro casa purtroppo peggiora sia a livello sanitario ma anche a livello mentale, e quindi a livello si va incontro a depressione, a comunque una chiusura all'interno delle 4 mura domestiche e quindi un'alterazione della normale vita e di rapporto con il mondo esterno. Anche perché poi c'è anche da dire una cosa, cioè alla fine adesso c'è l'INPS che è in grado di sostenere certi redditi, certe pensioni che sono il frutto di contributi degli anni passati, però secondo me fra 20 anni, non so, l'INPS, cioè, siamo veramente preoccupati perché sicuramente non sarà in grado di sostenere il ritmo attuale dell'erogazione delle pensioni. Quindi lo Stato nello stesso tempo, le multinazionali farmaceutiche ci vogliono sempre più in forma, così medicine, non dobbiamo campare 120 anni. Quindi effettivamente cambiano le abitudini. Prima c'erano, come diceva lei Andrea, sicuramente i nuclei familiari dove c'erano i nonni, i figli, i nipoti che vivevano tutti assieme in un agro rurale, no? Nella stessa casa con il terreno. Invece adesso l'economia gira, ma tutti lavorano, le donne lavorano, quindi effettivamente gli anziani sono costretti certe volte a stare da soli. Quindi quali sono,
secondo lei anche le soluzioni, poi sentiamo gli altri ospiti. Ma io credo si ritornerà al figlio che non potrà più essere a casa ad assistere direttamente, quindi non sarà più il nucleo familiare che assiste direttamente l'anziano, ma sarà il figlio che con l'avanzare degli anni garantirà al genitore, al padre, alla madre un'assistenza data da persone esterne e da società esterne e con l'aiuto sicuramente di un sistema sanitario regionale che sarà presente.